Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, oggi siamo in veste di salute e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 0422 1626 798. Buon lunedì a tutti quanti e che cosa possiamo fare di lunedì? Capire quanto ci rompe le scatole il giudizio degli altri, e lo dico così perché parleremo di ansia, immagine di sé, perché ci ferisce, ci influenza così tanto il giudizio degli altri. Abbiamo il piacere di ospitare in studio con noi il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Ben ritrovato dottore. Grazie, buongiorno. E allora io ho cominciato ovviamente per sdrammatizzare un po' sulla questione del giudizio degli altri, però questo giudizio degli altri quanto diventa pesante già forse nella prima infanzia, quando ci si confronta con i bambini, a partire dai 6 anni, insomma nel periodo delle elementari, e da lì poi cresce ed è difficile tenerlo a freno perché bisogna essere ben strutturati per dare il giusto valore alle cose. Allora, gli altri, ma perché gli altri si devono sempre fare gli affaracci nostri o criticarci quando non serve? Questo succede per ragioni essenzialmente costitutive di come noi esseri umani siamo fatti, anche se succede anche agli animali di subire il giudizio. C'è innanzitutto una ragione neuroanatomica, ovvero l'amigdala, questa parte importantissima del nostro cervello che assegna una sensazione, un significato a tutte le azioni, in special modo alla lettura delle espressioni facciali, della mimica, del contatto, della relazione con gli altri. Questa amigdala che permette questa straordinaria funzione nel cervello umano nasce e si nutre fin da piccola, cioè quando noi siamo nella prima infanzia, e quindi impara un pochino a specchiarsi nel ritorno che abbiamo dagli altri di noi stessi, nell'immagine, nel modo in cui ci relazioniamo, e lì impariamo a costruire una nostra immagine interna di noi stessi, che però è filtrata e mediata dal mondo esterno. E allora, in questa immagine di noi stessi, noi andiamo invece a ricordarci che abbiamo una bellissima immagine su Facebook e della nostra pagina, e potete commentare, postare, dire quello che volete, contenete i termini, perché insomma, ogni tanto lo dico anche a chi ci chiamerà. E allora ci sono dei commenti. Dice una signora, è difficile avere la consapevolezza di essere unici e diversi dagli altri, fisicamente e caratterialmente. È un fattore sociologico, perché questa è una società di sovraesposizione e di continuo giudizio in un certo senso. Assolutamente. L'essere, l'apparire, la bellezza, l'arrivare al successo facendo sostanzialmente anche poca gavetta, poca strada, poca fatica, il massimo col minimo di sforzo. Questo è un argomento che spesso viene promosso, diciamo, a 360 gradi da tutto il settore della promozione, del commercio, dell'immagine, che ci vogliono tentare in qualche modo, giustamente fanno il loro. È anche vero che dobbiamo essere noi per primi a provare a porci dei limiti, o meglio a conoscere noi stessi e a farci una propria immagine nostra. Sembra semplice, ma non è sempre così. Spesso nella relazione con gli altri siamo portati a crearci anche immagini molto alterate di noi stessi, anche paradossali, e questo genera una grande sofferenza nella persona, perché la nostra immagine, così come noi la costruiamo internamente, tende poi ad avere un'efficacia reale, anche se è come dire, solo teorica, e quindi ci comportiamo come se noi fossimo inadeguati, timorosi di perdere l'altro, incapaci, quando magari non lo siamo nella realtà. Però interagiamo in quel modo e questo condiziona moltissimo la qualità delle relazioni che abbiamo. E anche la qualità chiaramente della nostra vita, perché uno può anche smettere di mangiare perché una persona ti ha detto ma mi sembri un po' in sovrappeso, cioè incide molto su una
persona che non ha un'armatura dentro di sé importante. E allora abbiamo visto anche i ragazzini nella fase evolutiva hanno grosse difficoltà, poi ci sono i problemi del bullismo e questo è un giudizio costante degli altri, non è una valutazione dell'insegnante che può comunque anche incidere, però questi ragazzini, è una società complicata, dottore. È complessa e la rete di relazioni e di complessità aumenta con l'età. Citiamo anche, perché no, i suicidi di cui tanto si parla. Lì ci sono spessissimo situazioni in cui la persona ha un'immagine di sé per la persona stessa irreparabile e quindi questo dà un grosso contributo purtroppo alla decisione di uscire di scena. Quindi l'immagine di noi stessi guida fondamentalmente tutta la nostra vita e si spera che sia buona, sana, o altrimenti è meglio provvedere a modificarla adeguatamente. Sì, dottore, cos'è la cosa peggiore? È l'immagine di sé rapportato all'estetica o la cosa peggiore è il giudizio perché incide sulla nostra psiche, quindi è un po' più profondo, nel senso che abbiamo da un lato l'estetica, dall'altro invece la questione è proprio psicologica. Con l'estetica ci confrontiamo e quella ci può creare poi l'ansia, la depressione perché non corrispondiamo a dei canoni. Invece dentro è una situazione magari diversa perché noi, anche se fossimo belli, perfetti, quante persone sono depresse lo stesso perché non hanno una motivazione, cioè ci sono tutte e due le cose. Sì, allora è interessante perché lei cita in realtà due macro categorie in cui spesso ci si colloca. Da un lato chi soffre il giudizio è un po' come se implicitamente volesse tenere sotto controllo il giudizio di tutti su di sé, come se un giudizio diverso su di sé fosse una fonte di grossa preoccupazione. Quindi sono tutti reali e tutti hanno lo stesso peso, invece andrebbero differenziati. Dall'altro spesso si vede anche in psicanalisi come l'aspetto estetico in realtà media l'aspetto interiore e quindi non vedersi sufficientemente belli oppure goffi ed altri aggettivi media una tristezza dell'io, una incapacità di sentirsi sufficientemente adeguati. Che un po' è la tragedia in un certo senso che vive l'attore comico o colui il quale fa il cabarettista, ci si aspetta sempre che sia brillante e perfetto, invece spesso sono persone fortemente tristi e depresse. Anzi, proprio per e racconti che raccontano, giusto? Ma anche per esperienza diretta ho trovato spesso in attori, personaggi molto in vista nello spettacolo, questi nuclei veramente difficoltosi all'interno. Poi l'immagine è sotto il riflettore ed è un'altra cosa, ma l'aspetto privato è sofferente in genere. Senta, non riusciamo a capire probabilmente in questo momento in cui insomma, il giudizio altrui ci dà così tanto fastidio, non riusciamo a capire se è un giudizio importante o se è un mero pettegolezzo, cioè perché delle volte le persone se la prendono per il pettegolezzo, per la cosa detta in ufficio, quante persone no, sono sottoposte anche ad un fenomeno che poi diventa il mobbing, ma che nasce da un giudizio. Nasce da un giudizio. Oppure da Mia Martini, ce la ricordiamo, la cantante è stata tacciata di essere una porta sfortuna e poi questo probabilmente ha inciso anche sul gesto insomma, di prendere tutti quei farmaci. Ecco, quello è un esempio di una profezia che si autoavvera, nel senso che maggiormente, dico con probabilità, lei dava peso a questa diceria e maggiormente trovava le conferme. Ma questo accade diciamo, quando comunque non c'è una struttura ben formata o degli eventi di vita che hanno messo la persona in grande difficoltà, quindi che hanno messo in discussione la struttura, non il modo in cui interagiamo. Perché insomma le parole che ci dicono gli altri, ce lo sentiamo dire, sono pietre e le pietre non occorre che siano reali, ma insomma lavorano nella mente come dei tarli e vanno in profondità, diventa peggio. Sì, sì. Prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. 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 Senti proprio una ciliegina, di solito si va verso fine maggio. Beh, insomma, giusto. Ci dica tutto, eccoci. Allora, io sarà perché ho i gusti un po' retro, ma intanto mi piacciono le donne al naturale. E per quanto riguarda il ruolo che ha la televisione e assieme a questa
dalla vendita dei vestiti alle scarpe, al modo di parlare, siamo un po' tutti abituati a volerci vedere esteticamente come delle star, come delle persone famose. Quando camminano per strada tutti guardano quelle, diciamo, belle cose che le donne hanno, i muscoli. E per quanto riguarda l'aspetto psicologico, vedi, io sono un disabile con vari problemi, menomazione a un arto, strabico, varie cose, e guarda, vivo in pace con me stesso da anni. Non ho mai fatto fatica ad accettare la mia disabilità, in quanto vivo e cerco di vivere ciò che mi piace, ciò che sento portato a me. Quindi non andrò mai a fare il John Travolta della televisione, o scusa il paragone. Ma perché non ne ha bisogno? Perché è una persona risolta, vive in pace con se stesso, non ha bisogno, giusto? Lo spero per tutti, insomma. Va bene, allora ci piace questa telefonata perché un po' bacchetta un po' quello che avevamo anche detto, un po' insomma ci racconta una persona che nonostante le difficoltà si vede bene, si vede perfetto, imperfetto, ci vive, si convive, quindi è interessante, è una dicotomia interessante. No, ma è un bellissimo contributo perché, come dire, lancia anche un appello al provare ad accettare ciò che la nostra genetica ci ha dato, che quindi è il nostro corpo e alcune altre questioni fondamentali. Ecco, mi veniva in mente come spesso si tende ad attualizzare una problematica come può essere quella della nostra immagine, ma in realtà era un problema che avevano nella Roma antica, nella Grecia. Mi viene in mente che il Doge di Venezia ha chiesto di fare le gondole tutte nere per evitare che fossero tutte colorate, quindi il confronto sull'estetica, che poi ha un retroscena di molti significati, no? Cioè, ad esempio avere un'immagine di successo che può far pensare che si è migliori di qualcun altro e via via tutto questo fa parte un po' dell'essere umano e ha attraversato i secoli in effetti questa ce la ricordiamo problematica. negli anni '80 i paninari, Ecco, sì. gli yuppies o yappis che dir si voglia, cioè quindi ci sono stati degli stereotipi ai quali la gente si vuole omologare perché, come dice lei, richiama forse al successo. Richiama al successo, all'avere qualcosa in più. Poi si apre tutta una disamina tra l'essere e l'avere, cioè sentirsi capaci, essere risolti, come diceva lei, piuttosto che avere degli oggetti o un'immagine che fa apparire questo, ma il dentro della persona come sarà? Questo è un quesito che ciascuno di noi sa se è risolto o meno. E questa è una cosa importante. Allora, noi ci fermiamo 0422 1626 798, se volete dire la vostra, sia con le telefonate, poi con i post e riprendiamo perché con i disturbi dell'ansia c'è una signora che ci ha posto una bella domanda. Vi aspettiamo dopo la pubblicità con il dottor Canin. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 0422 1626 798. Allora, se volete dire la vostra, se avete avuto un'esperienza in cui il giudizio degli altri abbia pesato molto sulla vostra vita, beh, noi siamo qui, vi ascoltiamo, stiamo parlando di ansia, stiamo parlando di immagini di sé, del giudizio degli altri sulla nostra psiche, sulla nostra persona. Allora, ci scrive su Facebook una signora e dice: i disturbi d'ansia possono davvero provocare malesseri fisici privi di cause mediche? Come possono essere riconosciuti e come si può intervenire? Cioè, insomma, sì, non è che sono tutte psicosomatiche. Allora, bisognerebbe aprire un discorso, nel senso che psicosomatico significa proprio psiche e soma, corpo, quindi non sono propriamente organiche, certamente, però in qualche modo la sovraesposizione ad uno stress, ad un'ansia, crea anche qualcosa che diventa poi organico, quindi è un po' difficile dire che la questione è solo psicologica o solo del corpo. Come avevamo detto in una puntata precedente, se una persona ha molta ansia la somatizza a livello dello stomaco, può venirgli la gastrite?
certamente, si crea proprio una fisiologia squilibrata nel nostro corpo, no? E quindi quello è vero, è reale, è concreto, tant'è che ad esempio nella gastrite è molto presente la componente proprio di stress psicologica. Perché veramente respiriamo male, contraiamo di più magari i muscoli o comunque mastichiamo più velocemente, quindi non mastichiamo correttamente, cioè, c'è una serie di azioni. Assolutamente, addirittura è proprio un canale neurofisiologico quello di acidificare lo stomaco, perché è una nostra vecchia arma di difesa, e quindi anche insomma, molte gastriti derivano da questo. Però, detto questo... Visto che, come mi piace ricordarlo, l'inibitore della pompa protonica è uno dei farmaci tra i più venduti in Italia al mondo, quindi vuol dire che c'è tanta ansia, no? L'ansia del manager, l'ansia... questo... Sì. Questa è una questione piuttosto importante. In questo rientra anche in parte il giudizio degli altri, perché crea un effetto fisiologico immediato. Qualcuno sente il tuffo al cuore, oppure mi dice mi sono trovato o trovata giudicata immediatamente su un aspetto che mai avrei detto, quindi colti anche di sorpresa, si sentono sintomi del cuore, del respiro, tutti quelli che notoriamente chiamiamo come sintomi d'ansia, e la persona inconsapevolmente comincia a lavorare su questo giudizio che ha ricevuto, spesso per tentare di cambiare idea alla persona che lo ha emesso, oppure per tentare di non apparire così in futuro ad altri. In questo modo, paradossalmente, si perde però il contesto del giudizio, cioè quel giudizio perché è stato dato. Può essere un fraintendimento, può essere che la persona che lo ha dato per un motivo piuttosto che un altro, e quindi contestualizzare diventa fondamentale per renderlo molto più sottile. Ma se una persona soffre di ansia, di attacchi di panico, o comunque ha delle problematiche sue, fa fatica a capire quel tipo di giudizio, cioè non riesce a capire se comunque ti serve per crescere, oppure se è un giudizio semplice, oppure se è uno che davvero ferisce, o che non c'entra niente con la tua persona, se è semplicemente una cattiveria. Sì, è vero perché comunque... Perché si parte da una posizione di difficoltà. Assolutamente sì, quindi in quel caso lì, come dire, la persona è da sola, non ha altre possibilità per vedere la questione diversamente, quindi si parte da una posizione un po' svantaggiata. Senta, allora, a un certo punto queste persone hanno espresso un giudizio e ci viene questa ansia, come cominciamo a fare, non so, il primo passo per dire no, tu stai fuori, tu non c'entri, tu non conti, perché bisognerà iniziare a fare il primo passo verso una, chiamiamola guarigione, o comunque nel crearsi una struttura, una barriera importante per respingere un muro di gomma. Beh, innanzitutto provare a chiedersi in modo consapevole se quel giudizio può essere qualcosa che noi condividiamo realmente o che temiamo di poter essere. Non so, una persona ci può dire, ci può dare un aggettivo qualsiasi, quindi contestualizzarlo, capire se noi davvero siamo anche in quel modo lì, e quindi l'immagine, la persona che siamo, e capire se essere in quel modo può essere stato un momento in cui lo siamo stati, oppure ci siamo sentiti costretti ad essere così, oppure se va anche bene essere così. Ad esempio una persona potrebbe dire tu dici le cose in modo troppo schietto, io ci rimango male. Allora potremmo chiederci, ma io sono una persona che davvero sbatte la realtà in faccia agli altri? Beh, forse a volte sì, a volte no, ed è qualcosa che va bene o va male. In alcuni contesti può andare bene, in altri contesti può non essere gradito all'altra persona. Sì, devi saper mediare e capire chi hai davanti, chiaramente, questo se uno fa questa cosa sicuramente, però lei si occupa di questa cosa che magari è l'immagine di sé e dell'ansia, no? Perché quando viene qualche paziente vede se la persona è così fragile, e allora il primo gradino che lei dice è quello di cominciare a fargli capire le realtà. Allora, soprattutto costruire una mappa di se stessi. Capire... La mappa, la bussola, ci serve una bussola, sì. E ci orientiamo su di noi.
Cioè la comprensione di come noi stessi siamo e ci sentiamo diventa già un punto di partenza solido, in modo che definiamo un po' chi siamo e il nostro ruolo. Tutto ciò che sta al di fuori, una persona, dopo un certo percorso di consapevolezza, può decidere se prenderlo in considerazione o meno e con che peso, quindi diventa una grandissima differenza. Allora, c'è una telefonata, stavo riflettendo mentre il dottore parlava, per fortuna non viviamo in una società tipo quella milanese dove ci si incontra, la prima cosa che si chiede è che lavoro fai, da lì sei subito giudicato. Siamo ancora in realtà molto umane qui nel Triveneto. Pronto, buongiorno. Buongiorno, io mi chiamo Adriana. Buongiorno Adriana. Io sono una persona, penso, la più ansiosa che ci sia. No. Tanto è vero che quando mi prende l'ansia non riesco neanche a camminare. Da premettere che sono una malata di Parkinson, di conseguenza l'ansia è triplicata. Non è che io non abbia di me, non è che io mi sminuisca come state dicendo voi. È una cosa così, purtroppo è una che mi provoca molto disagio, questo sì. Ma com'è che, signora Adriana, ma com'è che le viene? No? Dice, lei dice non sono una che si sminuisce, però ho l'ansia, ma com'è che, cosa succede? No, l'ansia mi viene sempre o da un problema, magari anche una stupidaggine, io magari le cose dopo le ingrandisco, le triplico, e poi mi prende anche l'ansia per la mia malattia, perché non so mai come si presenterà con l'andare del tempo, perché ho già 71 anni, non è che sia una ragazzina, però sono sempre stata ansiosa sin da giovane, questo volevo dirle. Sempre ansiosa. Allora, ci facciamo dare un consiglio dal nostro dottore che si è fatto un po' un'idea. Signora Adriana, intanto buon lunedì e buona settimana, Grazie. Allora, però lei adesso ha detto anche, perché parlando con le persone poi no, si lavora meglio, e è sempre stata ansiosa, però poi dice sono anche malata, magari questa cosa mi fa ingigantire le situazioni, i pericoli, sì, la vita. Sarei curioso di capire meglio in che modo è nata quest'ansia, perché evidentemente sono tanti anni che la signora cerca di combatterla. Evidentemente poi quando c'è un peggioramento della qualità di vita o un cambiamento anche semplicemente, in genere anche tutti i sintomi tendono a peggiorare, quindi si tende a pensare che la vita prosegua sempre in modo lineare, ma sicuramente qualche evento succede e può tirar fuori delle risorse oppure no. Quindi sarebbe da approfondire sicuramente questo discorso. Però dice, mi è piaciuto perché ha detto non sono una persona che si sminuisce, però... Sì, probabilmente per la signora l'ansia non è, mi pare di aver capito, strettamente collegata al giudizio degli altri. No, dice quindi... lo è sempre stata, però adesso che magari è malata ancora di più le cose la fanno star male forse. Potrebbe essere connessa anche a un senso di autonomia, perché come dire una diagnosi così importante fa chiaramente pensare e anticipare in modo diverso il futuro. Bisognerebbe approfondire. E questo bisognerebbe approfondirlo. Allora, 0422 1626 798, siamo qui, aspettiamo le vostre telefonate, siamo sempre sulla nostra pagina Facebook, aspettiamo i vostri post, poi ce n'è una interessante che leggerò dopo la pubblicità sugli psicofarmaci, perché non sono la panacea, però possono aiutare in alcuni momenti, aiutano. Torniamo dopo la pubblicità col dottor Canini, a dopo. Siamo tornati in diretta 0422 1626 798. Allora, stiamo parlando dell'ansia che ci viene quando qualcuno ci può giudicare, ci dice qualcosa che non ci piace, però delle volte, se c'era quella canzone Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu la verità ti fa male, lo sai, si ricorda, dottore? Sì, Io me la ricordo. Abbiamo detto prima della pubblicità che c'è una bella domanda sull'uso dello psicofarmaco, ma sono veramente utili per combattere l'ansia? Servono? Allora, le goccine, dottore, servono? Le goccine a volte servono, è innegabile, poi chiaramente ogni farmaco o ogni azione ha dei pro e anche dei limiti.
ad esempio, come dicevo prima, è fondamentale nel giudizio, nel combattere un po' il giudizio degli altri che fa insorgere malessere, la possibilità di conoscerci. Quindi conoscerci è sempre il primo passo, in modo che noi capiamo benissimo se una persona ci sta dicendo qualcosa che è così o che non è così nella realtà. I farmaci aiutano, non possono chiaramente intervenire nel modo in cui noi tendiamo a interpretare il mondo. Quello è un'altra questione. Quello è un passo che stavamo dicendo, si fa andando comunque, se la fa da soli, andando magari da un terapeuta, facendosi aiutare, e quello diventa importante, perché se le gocce sedano al momento, no? Quando uno ha la febbre è il sintomo, poi bisogna capire cosa succede. Sì, certamente. Noi stessi dobbiamo sempre tentare comunque di far conoscenza di noi, perché questo aiuta non solo chi ci sta vicino, ma anche tutte le future relazioni, perché noi tendiamo a fare esperienza delle nostre relazioni, della nostra vita, quindi l'esperienza passata, ma anche quella che stiamo facendo nell'ora, diventerà un'esperienza futura, ed è sempre un'opportunità di poter cambiare, solo che è complesso e difficile cambiare. Allora, c'è il fatto che è molto interessante, più ho autostima in me stesso, meno mi tocca, meno mi tange il giudizio degli altri, però penso ai grandi dittatori della storia, i dittatori che ci sono ad oggi, hanno molta autostima di sé e il giudizio degli altri conta davvero poco, o vengono mandati alla pena di morte di capitale o vengono incarcerati. C'è anche questo da dire? C'è anche questo da dire, poi io non ho mai la certezza che chi più pavoneggia il proprio ego sia più sicuro degli altri. A volte chi ha bisogno di risaltare di più nasconde una fragilità e un'insicurezza. Per risaltare di più molte persone fanno due cose fondamentali, o abbassano gli altri o alzano se stessi. In ogni caso non mi sembrano due azioni, come dire, corrette o propriamente sane nel caso della dittatura, di quei capi di Stato che si affermano con violenza, che passano sopra la correttezza e i diritti degli altri. Però insomma questo sarebbe oggetto sono strutturati, nessuno li tocca, diciamo, mi spezzo ma non mi piego, ce lo insegnano anche a scuola. O forse ne hanno fatto addirittura un ruolo, quello di essere così. Sono attori su questo palcoscenico e quindi interpretano quella determinata carriera del dittatore, e allora i farmaci possono servire, e poi ci chiedono sempre cosa fare se l'ansia da stress diventa poi cronica, cioè può diventare l'ansia lo stress cronico, cioè possono essere due situazioni croniche? Possono diventarlo anche nella misura in cui entrano proprio nel nostro ruolo di vita e quindi nel modo in cui noi ci facciamo conoscere nei confronti degli altri. A volte i sintomi d'ansia hanno dei loro vantaggi, perché possono creare una mobilitazione degli altri verso di noi, in altri casi creano solamente diciamo degli svantaggi, perché quel modo di procedere ansioso che abbiamo imparato non va più bene ad un certo punto di vita. Come si diceva prima, le esigenze nel corso della vita cambiano, solo che se tendiamo ad essere sempre assolutamente identici senza accumulare esperienza che ci fa cambiare, allora diventa dannoso. Tutti i giorni ci sta dicendo dottore, possiamo imparare cose nuove, fare il bagaglio di esperienza, non c'entra l'età. Non c'entra l'età. Ne è un esempio negativo il fatto che quando abbiamo un trauma di qualche tipo, qualsiasi esso sia, molte persone cambiano improvvisamente. Non si considera quasi mai il trauma in positivo, cioè negli aspetti della conoscenza, l'apprendimento, ma anche delle relazioni affettive, amorose, o di una novità piacevole nella vita, quello porta a un cambiamento visibile. Sì, purché la relazione sia sana, perché poi anche qui, dottore, quanto conta quando stai con una persona, un compagno, una compagna di vita e ti giudica in continuazione, è chiaro che l'immagine di sé diventa piccola, cresce l'ansia e diventa difficile. Allora, ci torniamo dopo la telefonata. Mi giro perché oggi la vedo di qua la scritta. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono Maria. Buongiorno. Io ce l'ho mia figlia che ha 30 anni e lei sta prendendo già tanti anni
psicofarmaci e adesso ultimo momento lei sempre ha tanta ansia. Si può causare anche della medicina che lei sta prendendo, non lo so cosa. Allora, aspetti, signora Maria, aspetti un secondo che magari il dottore le vuole chiedere qualcosa, se magari, non so, la figlia da quanto soffre di ansia. Sì, sarebbe da capire da quanto tempo e anche con quale diagnosi, ma non voglio farle dire una cosa che è molto privata. Signora Maria? Sì, sto da quanto tempo è che sua figlia soffre di ansia? Da sempre? È stata sempre... no, da sempre, da piccola, quando è stata piccola sentiva bene. Adesso già passati 8 anni, sempre ansia, sempre non riesce a dormire la notte, dopo preso psicofarmaci, un po' andata diciamo bene, ma dopo caduta di nuovo. Quindi lei dice che anche lo psicofarmaco incide, che possa creare anche degli effetti dannosi, giusto? Sì. Allora le facciamo dare, ma intanto siamo in bocca al lupo a lei, alla figlia, e ascolti la risposta che in qualche modo con i dati che ha può dare il dottor Canil. Grazie, tanti davvero in bocca al lupo per voi due. Dottore, quindi intanto la domanda della signora è, la prima era se i farmaci possono poi generare stato di ansia o di stress, tipo mi viene in mente la piuma di Dumbo, no? Che Dumbo, questo simpatico elefantino di Disney, non sapeva volare se non avesse avuto la sua piuma, ci si affeziona. Ci si affeziona, allora in alcuni casi... E si va in stress. In alcuni casi costituisce proprio una sorta di magica essenza che senza di quella non possiamo fare a meno e staremo malissimo, e questo lo dico anche quando magari si tratta di un dosaggio insignificante, però ha un fortissimo effetto sulla dipendenza psicologica che magari abbiamo instaurato, come se fosse davvero quella panacea che altrimenti o senza la quale si scatenerebbe un'ipocondria importante. Adesso nello specifico è difficile rispondere. Dice che da piccolina era tutto normale, poi negli ultimi 8 anni ha cominciato a soffrire di ansia, di stress e anche di insonnia. Con gli psicofarmaci all'inizio è andato abbastanza bene, poi dopo però ha la signora sensazione che possano aver creato una dipendenza o che gli creino più stress. Questo può essere, così ho capito. Se fosse così dovremmo pensare ad uno spostamento dello stress su qualcosa che evidentemente per la figlia di questa signora è più percorribile, anche se comunque non è sufficiente per dire mi sento bene. Quindi bisognerebbe capire proprio nello specifico e anche capire che cosa è accaduto a 8 anni. Quindi che cosa è successo? Sì. Perché poi c'è un fatto, magari affronteremo, chissà in un futuro, le prossime puntate, il problema anche dell'insonnia, lo stress, le persone che non dormono la notte, che sono tantissimi nottambuli, sonnambuli italiani, e questo crea stress perché si è inattivi, crea ansia, si è inattivi sul posto di lavoro, si crea situazione difficilissima. Adesso col cambio dell'ora siamo stati tutti un po' sbarellati, se mi passate il termine. Bisogna sempre capire, diciamo, lo stato dell'arte prima degli eventi, cioè se una persona aveva una predisposizione e qual era lo stato delle cose. Chiaramente l'insonnia va a peggiorare tutta una serie di sintomi, anche in modo grave a volte, quindi è fondamentale il sonno e il recupero. Chissà che a casa tutte le persone diranno, beh dottore, se potessimo dormire saremmo tutti meno stressati, è un po' così. Poi anche lì dal tipo di insonnia spesso si capisce anche quale problematica, non so, l'insonnia tardiva, cioè svegliarsi alle 3, alle 4 del mattino regolarmente, in genere è uno dei sintomi della depressione, la difficoltà ad addormentarsi mentre ci fa pensare più spesso a stress ed ansia. Quindi anche lì va fatta chiarezza. I risvegli notturni, periodici? I risvegli notturni hanno a che fare con situazioni traumatiche o post-traumatiche, e quindi sono un'altra cosa ancora. Oppure il risveglio abituale sempre a quell'ora per un periodo, anche quelli. Insomma, nel sonno insomma, ci sono varie situazioni dalle quali si evince di che cosa insomma, tu stia soffrendo, che periodo tu stia passando. Allora, a un certo punto
comincio a strutturarmi, dottore, perché ho fatto questi passi, comincio a star meglio, e una persona mi spara addosso un giudizio che non lo ritengo sia un giudizio meritevole di attenzione. Allora comincio a dire no, fermati, questo non lo puoi dire, non lo puoi fare. Quando è che possiamo cominciare a dire queste cose? Perché siamo diventati più consci, perché siamo diventati più operativi con noi stessi? Cioè, quando è che riusciamo a stoppare il giudizio degli altri? Riusciamo a stopparlo? Non lo so, diciamo che riusciamo ad assorbirlo e a capirne il messaggio sottostante. Il problema insorge quando lo rifiutiamo, perché a quel punto non siamo neanche disponibili e magari proprio non riusciamo in quel momento, per mancata strutturazione di noi stessi, a sopperire a quel duro colpo. Nel momento in cui noi riusciamo ad assorbire un giudizio e siamo in grado di riflettere, di capire se quel giudizio è stato dato in fin dei conti con un fondamento, allora lì abbiamo anche l'opportunità di usare in modo positivo quel giudizio, anche se ci ha fatto male, ma magari non ci ha mandato in ansia, ma lì abbiamo un'opportunità. A quel punto possiamo decidere se migliorare noi stessi in una direzione che per noi è pertinente oppure no. Le faccio un esempio, qualcuno potrebbe dirci che se noi parlassimo della fame nel mondo saremmo degli ipocriti. Questo può essere vero nella misura in cui in questo territorio, grazie a Dio, tutti sopravvivono e mangiano, ma in altre zone del mondo non è così. Ora abbiamo l'opportunità di decidere se siamo delle persone ipocrite in assoluto oppure in relativo, e questo farebbe una grande differenza. Tra l'altro ogni aggettivo va a toccare un potenziale senso di colpa nostro e anche questo ha un suo peso. Sì, quindi insomma i primi passi sono prendere questa mappa, questa bussola, orientarsi, sì, orientarsi in una direzione, conoscersi, che non è mai facile perché alle volte ti guardi allo specchio e dico ma io alla fine chi sono, e cominciare a giudicare in maniera positiva o negativa i giudizi, però essendo consci che non mi facciano più male in un certo senso. Sì, oppure ammettendo che se sono relativi potrebbe essere così nella visione di qualcuno e non di qualcun altro. Certo, e capire chi hai davanti, perché certo se te lo dice una persona è una cosa, se te lo dice il genitore un'altra, e anche lì che tipo di genitore è molto complicato, non è una cosa semplice. Allora 0422162678, se volete chiamarci, dirci la vostra esperienza, se avete qualche quesito abbiamo qui il nostro dottore, il dottor Michele Canile, neuropsicologo e psicoterapeuta. E poi siamo sempre su Facebook, sulla nostra pagina di Antenna 3 c'è una bella domanda, la facciamo dopo la pubblicità perché è una domanda che ci riguarda tutti. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta. 0422162678, stiamo parlando dell'ansia, dello stress che possiamo avere, su quello che è il giudizio degli altri, quanto possa incidere, di come strutturare noi stessi e dire guarda, quello che mi dici mi fa un baffo, ci piacerebbe dire questo. Allora, c'è una domanda molto interessante che ci viene dalla nostra pagina Facebook: come far sì che l'ansia non limiti la voglia di buttarsi nelle situazioni nuove fin da adolescenti? Bella! Bella, questa è una domanda interessante perché apre tutto lo scenario delle nostre capacità di esplorare il mondo, e queste capacità di esplorare nascono proprio in modo simile al modo in cui noi assorbiamo i giudizi. Perché? Perché riguarda sempre il tipo di relazione di dipendenza, tra virgolette, che noi siamo stati capaci di creare con le nostre figure genitoriali, le quali ci avranno giudicato in un certo modo, ma diciamo un giudizio anche positivo, non usiamolo solo in modo negativo, potremmo dire responsabilizzato, fatto conoscere. La mamma che dice quando fai questa cosa non va bene, ci sta giudicando come un bambino, per ipotesi, che non fa la cosa giusta, ma è utile,
perché questo fa capire, oppure stai facendo i capricci, oppure sei arrabbiato, ci sta facendo imparare le emozioni e come siamo fatti. Quindi questo da un lato il giudizio, dall'altro con lo stesso modus operandi la mamma e il papà possono anche dire vai, prova quella cosa, così impari, vedi tu stesso, oppure non so, alza quel gioco, vedrai che è più pesante di quell'altro, quindi un'esperienza tattile, esplorativa, e allo stesso modo si crea anche quello. È un po' come, diciamo, un crogiolo dove da lì poi usciranno tutta una serie di nostre caratteristiche. Quindi anche un genitore ansioso che dice non toccare, non fare, non vivere, non respirare, crea un adulto poi che non si butta nelle nuove situazioni, davanti a una nuova offerta di lavoro, la prospettiva di un viaggio, cioè questa persona vivrà sempre di ansia. Un tipo di genitore come lei ha descritto ora genererà un figlio che in età adulta non esplorerà, avrà paura e timore di essere abbandonato dagli altri, subirà relazioni che non vorrebbe ma allo stesso tempo non riesce a chiudere, e quindi è una purtroppo buona formula di infelicità. E quindi insomma cosa dobbiamo dire? Vai, prova, anche se cadi poi ti rialzi. La giusta misura, insomma il bambino non deve sentirsi esposto ai pericoli ma neanche eccessivamente protetto. Senta, allora la cosa importante è, come abbiamo detto, strutturarsi, poi però nelle relazioni, nei sentimenti diventa molto complicato, perché incide che cosa? Come il bambino piccolo ha paura che i genitori lo abbandonino, dall'altra parte il partner, donna o uomo che sia, si ha questa sensazione, questa paura, e questo è grande fonte di stress, gelosia, stress, diventa difficile da dominare. Sì, guardi, psicanalisti come Bowlby, Lacan, lo stesso famoso Recalcati ne parlano spesso. Tutta la relazione col materno diventa fondamentale nella prima infanzia. Il bambino si specchia nell'idea che la madre ha di lui, e quindi lì si crea la base su cui ciascuno di noi costruisce se stesso, chiaramente a specchio con le figure, i caregiver, cioè le figure che ci hanno accudito. Da lì nasce tutta la nostra potenziale carriera, che non è immodificabile, però come dire, prende già una piega, e se questa piega non è adeguata per noi stessi c'è la necessità di doverla modificare e farci vivere bene. E farci vivere bene. In una relazione però l'obiettivo qual è? Quello di vivere bene in coppia, non è facile. E allora qui mi aggancio, dottore, si scende a compromessi. Quanto il compromesso pesa? Il compromesso non dovrebbe mai essere eccessivo o a scapito di uno solo nella coppia, nel senso che se si stabiliscono dei ruoli troppo dispari, uno dei due sicuramente sta soffrendo e non lo dice. Spesso gli eccessi in questo ambito poi si attraggono, cioè persone, per così dire, eccessivamente indipendenti finiscono col avere relazioni con persone troppo dipendenti. Oppure c'è sempre nella coppia uno che ama di più, questo si sa, dottore, è così. Sì, ma adesso non lo so, La mezza mela bisognerebbe chiamare Guglielmo Tell e dire dov'è sta mezza mela, dove si trova. Comunque il problema è quello della dipendenza e anche il fatto del compromesso. Il compromesso pesa perché lo vivi male, perché non sei tu. Se uno dei due, diciamo, componenti della coppia lo vive male, è sicuramente un segno di eccessivo squilibrio a suo danno, quindi immagino che se la situazione si protrae sicuramente va in sofferenza e potrebbero esserci anche manovre brusche in questo caso, quindi la coppia rischia. La coppia rischia, gli italiani rischiano, perché qua a compromessi ci siamo fatti dei governi e insomma tutti gli italiani accettano questi compromessi. Perché siamo diventati strutturati allora, dottore? Probabilmente sì, o forse ci sono fattori socio-culturali che intervengono in quel caso lì. Diverso è l'interazione più diretta che si può avere in una coppia o
anche in una relazione d'amicizia. Senta, abbiamo parlato appunto di quanto contino le relazioni, sull'immagine di sé e sull'ansia. Genitori molto particolari poi possono generare dei figli che sono totalmente instabili perché non hanno avuto il giusto supporto, il giusto calore affettivo, la giusta stimolazione, e quindi ci sono questi adulti che continuamente vivono male perché non hanno tagliato questo cordone umbilicale e non hanno neanche saputo forse giudicare i propri genitori, perché diventa difficile crescere e giudicare i propri genitori. Diventa difficile soprattutto per il timore, perché questo succede spessissimo, il timore di poi tentare di giudicare i genitori nel senso di comprenderli perché hanno fatto quelle azioni diventa inferiore quando la persona già si è sentita molto giudicata, il figlio in questo caso o la figlia, e hanno il timore di essere inadeguati, perché fondamentalmente temono e hanno temuto di perdere quel rapporto importante con la famiglia e con le figure. E quindi, come dire, è un meccanismo che si autorinforza. Senta, dottore, quanto ci vuole per fare in modo che si diventi strutturati, che ci si costruisca questa corazza, che non sia una corazza di difesa, ma una corazza conscia, e dire questo mi interessa, questo giudizio è buono, questo giudizio è cattivo, è solo una cattiveria. Quanto tempo ci vuole? Se oggi io partissi da una situazione in cui ho questa ansia, questo stress dell'essere giudicata. Questo dipende molto, se stiamo parlando del contesto psicoterapeutico, dipende molto dalla capacità collaborativa, da quanto una persona sente di essere aderente a impegnarsi, e quindi insomma da pochi mesi a tempi anche un po' più lunghi, di un anno, due, dipende molto dalle situazioni e anche da quanti cicli di conoscenza di sé una persona è disponibile e desiderosa di aprire. Senta, in questo caso lei ha notato una differenza nella sua professionalità, cioè il giudizio degli altri ferisce di più gli uomini o le donne? Ferisce di più le donne in modo esplicito e gli uomini in modo implicito. Io vedo un po' questa differenza, chi se lo porta dentro e chi riesce ad esternarlo di più. Però direi a questo punto un 50%, davvero c'è la parità in questo. Ahimè, c'è la parità. E allora il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno chiamato, chi ci ha seguito da casa, chi ha postato su Facebook, chi ci vedrà poi in replica, perché giustamente abbiamo anche le repliche. Io ringrazio davvero molto il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta, per essere stato in nostra compagnia. Noi torniamo domani con ore 13 e a presto con il nostro esperto. Grazie. Grazie, arrivederci.